Inaugurazione un po' particolare, ci abbiamo pensato in settimana, visto gli eventi, abbiamo deciso di fare così, ci è sembrata la cosa più migliore e più opportuna visto il momento. La mostra dei vini è una tradizione qua a Refrontolo perché è la 47esima, promuove un'eccellenza di Refrontolo che è Refrontolo Passito. Quest'anno ce n'è veramente poco perché sono stati 2 anni disastrosi, ci è sembrato giusto promuovere questo prodotto, un prodotto di nicchia dove c'è una grandissima produzione di Prosecco e noi vogliamo promuovere anche questo prodotto che veramente vale, è un prodotto veramente di valore per il nostro paese. In questi giorni c'è stata molta solidarietà, come ha anche detto poc'anzi il Presidente della Proloco, e questo ci rinfranca molto sul fatto di andare avanti e di dimostrare che comunque purtroppo non siamo assolutamente stati, non abbiamo colpe, diciamo, per quello che è successo, noi come amministrazione soprattutto. E il sindaco in primo luogo, insomma, perché dopo 2 mesi che eravamo stati eletti è successo quel che è successo ed è stata una situazione veramente imprevedibile, più grande di noi tutti.